È iniziata questo pomeriggio l'era di Marco Mariotti alla guida della Nuorese. Il nuovo tecnico verde-azzurro ha diretto il primo allenamento coadiuvato dallo staff tecnico del quale fa parte il nuovo preparatore atletico Alessandro Masutti. Per il tecnico è stata l'occasione per un primo approccio con la squadra per capire la tipologia di giocatori che ha a disposizione nell'organico. Questo vale per i veterani ma anche per i tanti giovani arrivati nella sessione di mercato. Ieri il presidente Michele Artedino ha ribadito che Marco Mariotti ha sposato la filosofia tecnica della società e pertanto in questa prima fase non ci saranno grossi cambiamenti o rivoluzioni. La squadra è disegnata per adottare il 4-4-2 e le sue varianti e l'organico in questa direzione è stato allestito. Ma ovviamente questo non significa immobilismo. Mancano 2 settimane all'inizio del campionato previsto per il 7 settembre con l'esordio casalingo al Froghieri contro il Budoni. E questo consentirà al tecnico di farsi un'idea della squadra, della sua consistenza e delle sue potenzialità. Domani la Nuorese affronterà in amichevole a Tonara la formazione locale che milita nel campionato di promozione, mentre domenica i verdi-azzurri sono attesi dalla sfida con l'Ostia Mare, valida per il secondo turno di Coppa Italia. Tutte occasioni che il tecnico utilizzerà per prendere confidenza col gruppo, poi ovviamente ci metterà del suo con le metodologie di lavoro che potranno essere differenti da quelle fin qui adottate da Bernardo Meriu. Mariotti ha una grande esperienza di settore giovanile e questo è un vantaggio per una squadra giovane come la Nuorese. Partire bene in campionato sarebbe il viatico migliore per una stagione da protagonisti.